Buonasera, secondo appuntamento stagionale con la nostra preview, le anticipazioni sulla giornata del prossimo campionato di Serie C in cui è impegnato il Catania, ma lo ricordiamo anche il Messina, ma anche tanto altro, le anticipazioni del weekend in questa nostra puntata con tanti ospiti di prestigio che vado subito a presentare. Intanto alla mia sinistra Giovanni Marchese, allenatore, selezionatore della regione, della squadra della regione Sicilia. Ciao Giovanni. Ciao Marco, grazie per l'invito, buonasera a tutti. E soprattutto ex giocatore del Catania, io dico soprattutto perché per noi è molto importante. Alla mia destra invece il presidente della Farmitalia Saturnia Acicastello Catania, diciamo così, che sì, Luigi Pulvirenti. Buonasera. Ciao Marco, Luigi, grazie per l'invito. Pronti a questa Superlega, insomma poi ne parleremo anche di questo durante la puntata. E poi il nostro Gianluca Russo. Ciao Gianluca. Ciao Marco, buonasera a tutti. Da allenatore a allenatore, insomma vi confronterete anche con Giovanni in questo caso e poi ovviamente dopo noi quattro è giusto arrivare alla bellezza di Naomi Moschitta. Ciao Naomi, buona serata Marco, anche a te. Buonasera agli amici a casa, ricordo il nostro numero WhatsApp per interagire con noi tutti gli ospiti durante la serata. Allora Naomi, io farei così, visto che sono da te, andiamo subito a leggere con te stavo dicendo la schedina, penso un po', il programma, vedi quando sono vecchio, la schedina, il programma della prossima giornata di Serie C e anche la classifica. Le partite previste per questa sesta giornata, partendo dal 30 settembre, ore 16:15 si gioca Latina Brindisi, alle 18:30 si gioca invece Potenza Monterosi, l'1 ottobre ore 14 in previsione Casertana Catania, Messina Avellino, stesso giorno 16:15 Virtus Francavilla Giuliano, alle 18:30 si gioca Benevento Crotone, Foggia Turris, ancora Juve Stabia Monopoli, alle 20:45 Picerno Sorrento, alle 15 del 2 ottobre c'è Taranto Cerignola. E questi sono gli appuntamenti che ci aspettano. E poi andiamo a vedere la classifica invece, perché poi da questa trarremo spunto per analizzare invece quello che è il momento del Catania con i nostri ospiti, sempre con Naomi. Con 11 punti all'apice della classifica troviamo Latina e Juve Stabia, seguite da Picerno, Turris e Benevento a 10 punti, 8 punti per il Foggia, 7 punti per Cerignola, Taranto con una partita giocata in meno, Avellino, Virtus Francavilla, Crotone, Potenza, 4 punti per il Catania con una partita in meno, stesso punteggio per il Giuliano, 2 partite in meno per la Casertana, 3 punti insieme al Brindisi, 3 punti e una partita giocata in meno, mentre mancano 2 partite da giocare al Messina che ha 2 punti insieme al Monterosi, Monopoli, una partita in meno e 1 punto per il Sorrento. Allora, questa è la situazione, grazie Naomi, della classifica della Serie C, l'abbiamo detto, insomma, dopo 5 giornate di campionato, qualcuna dopo 4, dopo 3 addirittura per quanto riguarda il Messina. Partiamo ovviamente dal Catania e io voglio chiedere, prima a Giovanni, poi a Luigi, il primo come allenatore, il secondo come dirigente, come vedete la situazione del Catania al momento? Perché hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Tabiani proprio ai nostri microfoni l'altra sera dopo la partita con il Foggia, no? Che Tabiani ha detto io sono comunque tranquillo perché questa squadra gioca bene. Parte della tifoseria magari non lo è, voi da che parte state? Ma io da allenatore anche conosco Luca, Tabiani, abbiamo fatto il corso insieme, giusto? Insieme, sì, dico di stare calmi, di dargli tempo, di dare una mano al mister nuovo, di dare una mano a questa squadra che sono tanti giocatori che sono nuovi. Consideriamo che il Catania ancora ha una partita in meno, è vero che a tratti ha anche giocato bene e bisogna fare di più perché sicuramente siamo il calcio Catania, il Catania è una piazza importante, i tifosi lo fanno vedere tutte le domeniche, tutti i sabati quando il Catania gioca che il tifo c'è, il pubblico c'è, ci si aspetta di più ma diamo tempo a questa squadra, io sono sicuro che crescerà perché comunque c'ha tanti giocatori importanti, l'allenatore ne parlano tutti bene, sì. Ve lo posso assicurare. Quando è stato preso per questo, fra parentesi. È stato preso per questo, quando abbiamo fatto il corso insieme, io onestamente inizialmente non lo conoscevo, ma sentivo parlare dai miei compagni di corso che era veramente un allenatore preparato. Quindi diamogli tempo e sono sicuro che il Catania si riprenderà, anche perché il campionato è iniziato da poco. Luigi Pulvirenti, giusto secondo te dare tempo a Catania? Si può dare tempo? Ma assolutamente, io parlando da dirigente sportivo ovviamente la scelta dell'allenatore è la scelta fondante di una programmazione, quindi
quando la società decide di puntare su un tecnico a inizio stagione lo fa perché crede nel progetto sportivo che l'allenatore vuole portare avanti e del fatto che il progetto sportivo dell'allenatore possa essere funzionale al raggiungimento dei risultati che la società si aspetta. Quindi, ricordando che siamo soltanto alle prime giornate, io credo che sia giusto aspettare, come sta facendo diciamo, secondo me molto correttamente la società, non tanto e non soltanto per difendere ovviamente una propria scelta, ma perché crede nella scelta che ha fatto e quindi sa che diciamo, poi l'affermarsi di un percorso sportivo non è necessariamente dritto, quindi può passare anche da momenti di difficoltà che tra l'altro poi se arrivano all'inizio del campionato sono anche più facili da gestire. Comunque sempre ricordando, come diceva Giovanni, che il Catania è una partita in meno, quindi esatto, se dovesse poi fare risultato in questa partita comunque sarebbe diciamo, vicina alla vetta della classifica, quindi la situazione secondo me non c'è motivo di preoccuparsi e secondo me fa bene la società a puntare, diciamo, a confermare la fiducia nell'allenatore che ha scelto per questa stagione. Non vedete già come una partita importante, non dico decisiva perché non lo può essere in questa fase della stagione, ma determinante in questo momento proprio la partita di Caserta di domenica? Ma tutte le partite sono importanti perché poi la vittoria del campionato dipende dai particolari, come cioè loro che sono uomini di campo più di me possono insegnarmi. A volte il punto è sperato conquistato alla sesta giornata, magari quando si doveva perdere, poi è quel punto che ti fa vincere il campionato. Quindi le partite sono tutte importanti, però non è nemmeno corretto caricarle di eccessiva importanza, perché comunque dopo questa partita ci saranno più di 30 e il Catania ha tutta la possibilità di poter ancora ovviamente portare avanti una stagione assolutamente di altissimo livello, e io penso che lo farà perché la rosa messa a disposizione del mister è tra le più importanti della categoria. Fra poco entreremo nel vivo proprio con l'anticipazione di quella che sarà la partita del Pinto di Caserta. Intanto voglio tornare da Naomi per alcune considerazioni anche da parte dei social. Non si sono lasciati andare molto, vero, i giocatori del Catania in questa fase? No, si sono trincerati dietro un silenzio mediatico, però abbiamo scoperto che forse a volte è meglio. Io che mi sono lamentata, ma questi non pubblicano niente. Poi arriva una storia di Zammarini in un momento in cui forse erano 2 minuti che i tifosi non stavano pensando a questa ferita inferta alla loro anima 2-0 contro il Foggia, e con l'aiuto della regia vediamo che pubblica una stories con questo ragazzo, diceva una bella storia, auguri a un amico, Peralta, attaccante del Foggia. Dovremmo dare un consiglio a Zammarini. Ecco, la prossima cioè non ci vuole proprio una palla di cristallo per capire che non era il momento più adatto. In un altro momento, dai, però momento, poi no. A proposito di cuori ce n'è uno un po' più carino, no? Ce n'è uno più carino, passiamo alle note dolci. Questa stories pubblicata proprio da Ciccio Lodi per accogliere in Italia Papu Gomez, Alejandro Gomez, e con lui tutti i ricordi del bel Catania, quelle stagioni. Tra l'altro ricordiamo che Papu Gomez effettua il suo esordio in Serie A proprio con la maglia del Catania, era il 12 settembre del 2010, entra in campo chi c'era? C'era Mascara, c'era Maxi Lopez, Nicola Spolli, e lui ci fa sognare con questi tempi nostalgici. Grazie Ciccio Lodi, prendete esempio. E torna al Monza, torna a giocare nel campionato di Serie A al Monza. Marchese, tu insomma qualcosa con Gomez? Papu, che devo dire, è un bravissimo ragazzo, un grandissimo giocatore. Il piccolo Barcellona ci chiamano, diciamo che eravamo la fascia più forte della Serie A, non detto da me, Papu Gomez, certo, Marchese, è vero. Io aiutavo lui aiutava me, perché comunque il terzino, quando arriva la palla all'esterno, l'esterno deve essere aiutato anche il terzino, dal terzino che fa la sovrapposizione e poi lo liberi, no? Devo dire che qualche volta gli ho dovuto tirare anche le orecchie, perché quando non aiutava gli ho dovuto dare le orecchie, però nell'arco è un ragazzo intelligentissimo, cioè già lui dopo 2 allenamenti che era in Italia già capiva cosa fare, quindi un ragazzo che già era molto avanti, no? E poi l'ha dimostrato in tutta la sua carriera. Tu lo riprendi 1 o 2 volte, già lui subito capiva che stava facendo, ed è un grandissimo giocatore, sono contento per lui, va nella corte di Palladino, che è un altro ragazzo che ha fatto giovane, molto interessante, molto bravo con me 2 anni fa, e con Luca Tabbiani, perché eravamo insieme tutti e 3 nel corso.
e spero che possa fare bene, ma sono sicuro che farà bene Papa. A proposito di interpreti della fascia mancina del Catania, fra poco ce ne avremo collegato anche un altro, no? Infatti ci fermiamo, vi diamo appuntamento a fra pochissimo, entreremo proprio nel vivo della trasmissione con le considerazioni su Casertana Catania, ma anche i nostri ospiti. A fra poco. Di nuovo la nostra preview, avevamo anticipato che abbiamo un altro ospite che ha occupato insomma, la fascia mancina un po' più avanzata del Catania o anche da mezzala. Cristian Jama, ciao Cristian, come stai? Buonasera, collegato da Agrigento perché lui gioca nell'Acragas adesso. Ciao Cristian. Ciao, buonasera a tutti, saluto a tutto lo studio. Io ti saluto, ma prima ti voglio fare salutare da Giovanni Marchese che è qui con noi, insomma, con cui avete condiviso un po' di Catania, diciamo qualche anno di Catania. Ciao grandissimo, c'ho già la pelle d'oca. Come stai Chris? Spero bene, ti sto seguendo, sono felice che Ciao, giochi, ciao. che continui a giocare. Almeno tu giochi, io faccio l'allenatore. Beato te. Grazie. Ti seguo, mi raccomando, il piede c'è sempre, è sempre caldo, lo vedo, ti seguo, continua così. E lo vedremo anche Grazie, il piede. Giova, grazie. Lo vedremo Complimenti a anche te, il piede di Christian, perché insomma abbiamo tirato fuori qualche immagine anche di ciò che fa all'Acragas, ma insomma non anticipiamo troppo. Intanto vi voglio far vedere 2 gol, visto che siamo con i nostri ospiti, ho detto il piede mancino insomma di entrambi. Parto da Marchese e poi arrivo da Jama, insomma sono abbastanza simili. Guardate il primo di Giovanni. Questo arcobaleno perfetto di Lodi, shoot al volo di stordente bellezza da parte del capitano Giovanni Marchese, un gol con gli effetti speciali, un gol ad altissimo coefficiente di difficoltà. Marchese viene sotterrato dall'abbraccio di compagni e presidente Pulvirenti, come al solito seguiva la partita. Lo rivediamo e lo commentiamo insieme a Giovanni Marchese, perché questo è veramente un golasso, no? Insomma, col Novara, giusto? Con Novara un gran gol, devo dire veramente un gran gol. Lì ho detto che era una cosa provata in allenamento dal mister, perché ma sinceramente era una cosa che io e Ciccio ci capivamo a volo, non c'era manco bisogno di... Ci guardavamo, già lui sapeva, lui mi faceva sempre così, che io lo chiamavo così. Okay. Già lui, appena io facevo così... Attento così, ecco, non ti vedo, fai vedere cosa ti faceva, fai vedere che... Io facevo così, lui già capiva che mi doveva dare la palla. Cioè io sapevo che appena Ciccio si girava o comunque aveva la palla Ciccio, io partivo, perché me la pennellava là e cercavo di far sì che quella palla diventasse oro, ecco, per poi fare un cross per un mio compagno di squadra o comunque cercare di mettere dentro. Era una cosa provata che provavamo spesso in allenamento. Provate spesso in allenamento. Sì. Cristian, andiamo da te invece adesso, ti facciamo vedere un tuo gol col Catania, sempre con l'audio di fondo, e poi mi dici, insomma, mi trovi le similitudini. Il corner da parte di Lodi, anche Schielotto a saltare, sul primo palo va Spogli, la palla è sul secondo per Jama, la vola di sinistro, Jama! Un gol che fa impazzire il Massimino, ancora segno Jama come lo scorso anno contro la Sampdoria. Che dire di un gol così, grandissimo, palla tesissima di Lodi in mezzo anzi che ha superato tutta l'area di rigore sulla corsa di Jama, che si coordina benissimo, fa partire un gol incredibile, un tiro incredibile, bellissimo il gol, imprendibile per Curci e anche per il compagno che era posizionato sul primo palo. E questa è la gioia di Simeone, guardate la sua corsa impazzita. E insomma, Cristian, questo l'hai provato anche tu, no? In allenamento, questo tiro al volo di sinistro su angolo. Sì, vabbè, era già uno schema già preparato da tanto tempo fa, quindi siamo riusciti in 2 a farlo, soltanto Giovanni e io, quindi siamo stati quelli capaci di fare quello schema, altrimenti ci hanno provato in tanti, ma solo noi in partita.
Cristian, abbiamo fatto diventare grandi Simeone, Montella, ma ce lo siamo inventati noi. Vero? Probabilmente, ma provato da noi. Rubi, te le porti le tue squadre questo schema. Per forza. Senti, a proposito di far diventare grandi gli allenatori che avete guidato, tu ce n'è uno che è Marco Coppa all'Acragas, e stai provando anche con i tuoi gol e con le tue giocate a fare diventare grande nuovamente l'Acragas. Tramite il nostro collega Davide Sardo, che ha fatto il commento dell'ultima partita con l'Acragas contro il Sant'Agata, mi sembra, abbiamo il commento di un'altra genialata di Jama, che poi ci dirà lui qual è stato l'effetto. Andiamo a sentire. Con il sinistro Jama, oh mamma mia, traversa e poi riga e palla sul fondo. Se avesse fatto questo gol sarebbe venuto giù lo stadio. Mamma mia, che prodezza. Rivediamo Jama, e forse la palla è entrata? Riusciamo a fermare l'immagine quando la palla balza sulla linea o dentro la porta? Vediamo se riusciamo a fermare. E forse la palla è entrata, Cristian, è entrata, intanto te lo chiedo, secondo te è entrata, è gol, oppure è come la cosa di McKennie, mi sembra, con la Juventus, che la palla, magari la proiezione del pallone un po' tocca la linea, insomma, tutte queste cose che il VAR può svelare, magari non in Serie D. Vabbè, cioè, io la vedo dalla TV, del campo non la vedo dentro proprio perché sono lontanissimo, e poi il guardalinea non so dove era, forse stava prendendo un caffè a metà campo, non lo so, non lo so, sinceramente è difficile capire da quel punto, no? Senti, tu da Agrigento chiaramente magari stai seguendo anche un po' le sorti del nuovo Catania, non ti chiedo di commentare la partita, ma ti chiedo da ex del Catania, che tiene molto, insomma, le sorti rossazzurre, se ti piace questa rinascita anche a livello societario della squadra del Catania. Allora, anzitutto vorrei dire che sono contentissimo che ci sia gente seria davanti a questo progetto che ci ha messo il Catania, e poi lo seguo certamente. Ho avuto la fortuna di guardare la partita sia contro il Monopoli che contro il Foggia, e vabbè, dai, sono una squadra nuova, praticamente nuova, diamole tempo ai ragazzi, perché non è facile cominciare da capo e fare bene subito, no? Allora, io tornerei adesso di nuovo da Naomi per vedere se ci sono messaggi da parte dei nostri telespettatori e qualche domanda, perché poi entriamo nel vivo, insomma, tentando di capire un po', poi torneremo a parlare dell'Acragas, anche della Saturnia, ma entriamo nel vivo con i dettagli tecnico e tattici del Catania. Te, Naomi? Non ci sono domande, ma ci sono delle considerazioni, e poi devo subito farvi leggere questo, perché in realtà aspettano tutti l'analisi di Gianluca. Scrivono: buonasera a tutti, sono curioso dell'analisi di Gianluca, sempre forza Catania. Poi ancora, per me il Catania ha delle lacune in attacco, poche alternative ai titolari, scrive Gaetano. Sono molto arrabbiato, ma nessuno tocchi Dabbiani, quindi diamo anche una controparte invece a tutte le considerazioni che sono state fatte in questi giorni. Scrivono a tal proposito: troppe critiche, molte senza senso, il Catania saprà reagire e tanti si ricrederanno. Saluti da Orazio da Riposto. Ancora scrivono: io penso che contro il Foggia abbiamo giocato benissimo, e se Rocca avesse avuto più fortuna ed invece di colpire la traversa il pallone di Chirico entrava, parlavamo di un'altra partita. L'unico sbaglio che affibbio a Tabbiani è di aver schierato Sarao dall'inizio. La società avrebbe fatto meglio a venderlo al Regina. Giovanni, mettiti la maglietta, allaccia gli scarpini e vieni a fare il terzino. E io lo chiuderei così, questo primo momento social. Primo momento social che con l'ultimo messaggio per Giovanni Marchese. Qualcuno dice dell'attacco, no? Del Catania, ci sono le alternative? Perché credo che sia questo il tema, no? Ci sono delle alternative, Luigi, a Di Carmine, a Marsura, a Chiricò? Soprattutto ma lui ce lo dirà fra poco. Giovanni so che non si sbilancia. Ti sbilanci? No, ti vuoi sbilanciare? Sono sempre a fuori dei calciatori. Visto?
i giocatori ci sono, E sarà, non possiamo dire che non è un giocatore di categoria, De Luca. Diamogli tempo e sono sicuro che il Catania si riprenderà presto. Tu non vuoi dire niente, no Luigi? No, beh, ma sono condivisibili. Quello che dicevo prima, cioè anche fare un'analisi sul rendimento dei singoli giocatori dopo 3 giornate, secondo me lascia il tempo che trova, il campionato è lunghissimo e anche chi magari in questo momento non sta rendendo per quelle che sono le sue possibilità o anche per quelle che sono le aspettative che alla piazza ha il tempo per riprendersi e dimostrare il suo valore. Però qualcuno dice che il Catania abbia dimostrato, lo dite giustamente voi, ci sono ancora 4 partite giocate, non si può trarre degli spunti, non si possono trarre degli spunti che sono decisivi, però sembra dimostrare che sia un po' Chiricò dipendente. E allora noi abbiamo preso con Gianluca, che insomma è atteso da tutti i tifosi del Catania con le sue statistiche, questa prima grafica con statistiche del Catania che un po' dà il senso di quella che è la situazione. Come, Gianluca? Sì, dalla grafica possiamo vedere, parliamo di passaggi filtranti innanzitutto, perché poi bisogna capire, Catania gioca bene, gioca male, questo non siamo noi a deciderlo, perché ci basiamo su dati statistici, poi magari a qualcuno piace, a qualcun altro no. È un po' come la top 11, no? Noi ci scherziamo sempre. No, vabbè, ma è un dato di fatto, perché noi da questi dati possiamo capire come il Catania non abbia la giocata filtrante nel suo DNA. Perché il Catania, parliamo di passaggi filtranti, passaggi smarcanti, passaggi nella tre quarti e attacco della profondità. Non ce li ha perché intanto... Ricordiamo che la classifica che vedete è relativa a questo 52esimo, 53esimo, 43esimo, è relativa alle 60 squadre del campionato di Serie C, ok? E ricordiamo anche che il Catania ha una partita in meno, perché è giusto dirla, anche se poi ci sono le medie, Gianluca. Sì, la linea fino a questo momento è tracciata, cioè il Catania occupa la 52esima posizione per quanto riguarda tutti quei passaggi filtranti o indirizzati verso la porta, che poi sono i passaggi un po' più pericolosi. Allora dico, quale può essere la soluzione, il DNA del Catania? Uno potrebbe dire, io preferirei attaccare sugli esterni. Ok, metto palla sull'esterno e là esce il discorso di Chiricò, perché il Catania, i numeri che ha Chiricò nell'1 contro 1 sono altissimi, è il secondo giocatore come numeri di 1 contro 1 effettuati in tutti e 3 gironi di Serie C. E tu hai proprio evidenziato, no, l'1 contro 1 globale, non solo quello di Chiricò che lo stai dicendo adesso. Vabbè, diciamo che è lui che poi porta i numeri sui numeri del Catania, perché ha una serie di 1 contro 1 quantitativamente parlando esagerata. La stessa cosa non possiamo dire dall'altro lato, quindi questo cosa vuol dire? Che i dati ci dimostrano che il Catania... lato di Marsura o di Bocic, per intenderci. Perfetto, okay. ci fa vedere chiaramente, riepilogando velocemente, che il Catania non verticalizza, perché questi sono i numeri fino ad oggi, verticalizza pochissimo. Si affida al gioco sugli esterni gioca prevalentemente a destra, non gioca a sinistra con la stessa quantità e qualità di Chiricò. Quindi fino a questo momento i dati dicono questo, che il Catania è, a mio avviso, pericolosamente Chiricò dipendente. Ci sono delle soluzioni, secondo te, in questo senso? Tattiche, ovviamente sì, poi sta a vedere cosa vuole, io non sono dentro lo spogliatoio del Catania, bisogna vedere cosa vogliono loro tatticamente del Catania. Una soluzione potrebbe essere, per poter verticalizzare, aiutare la squadra alla verticalizzazione, perché poi potrebbero anche non averla come qualità di giocatori, no? Potrebbe essere il 4-2-3-1, quindi cosa fai? Alzi un centrocampista, lo metti da sottopunta, quindi non fai altro che ridurre lo spazio fra, diciamo, la zona del play, dove agisce il play del Catania, e la sottopunta appunto del Catania, quindi crei una trasmissione più rapida, più corta, e questo ti fa sì che verticalizzi per poi poter distribuire il gioco sugli esterni o mettere una palla filtrante per uno degli attaccanti. Giovanni, lo vedi un Catania con un modulo diverso? Perché poi questo 4-3-3, fra parentesi, sembra connaturato nella storia, no? del Catania degli ultimi 20 anni, del Catania diciamo di prima, ed è anche del Catania attuale. Ma i giocatori ce li ha per cambiare modulo. Adesso, come dice Gianluca, io sulle percentuali alzo le mani, non so cosa chiede il mister. Ovviamente non lo possiamo sapere neanche noi, che siamo alla quarta partita, cioè, se non erro, giusto? E quindi bisogna vedere anche le squadre che affrontano, perché magari possono giocare più basse e quindi magari anche è difficile verticare su squadre che magari si difendono basse, ecco. Però comunque sono tutti punti di vista assolutamente giusti, che dice Gianluca. Potrebbe cambiare anche modo, perché i giocatori ce li ha.
E mi sembra che il mister in altre squadre ha già fatto il 4-2-3-1 se non erro, però non sono sicuro. E vedremo. Ricordiamo che c'è una partita in meno, esatto, quindi se dovesse vincere comunque siamo a 3-4. È già lì in classifica. Volevo andare da Cristian Jama. Cristian, quanto conta, perché tu sei arrivato già a una parte della tua carriera, no? Quanto ormai conta, perché tutti... alla fine, dai. Esatto, no, vabbè, ho detto una parte perché è giusto. Quanto è cambiato l'approccio che avete voi giocatori con la tattica, con tutto quello che sta spiegando Gianluca, con le percentuali, con i numeri, dalla prima parte della tua carriera fino ad adesso? C'è stata un'evoluzione in tal senso anche per voi giocatori? Guarda, a me mi piacciono tanto i dati, ma andiamo a parlare di Catania, si vede subito che è una squadra che da tre quarti in poi non c'ha i passaggi filtranti. No, non c'ha i passaggi filtranti, semplicemente c'hanno la sua arma, diciamo, che è Chirico. Quindi loro cercano lui, ma poi non si vede c'è gente che si vuole associare a lui, capito? E quindi lui che fa? Rientra e fa il cross, rientra e tira in porta. Non è che c'è la possibilità di fare l'1-2, capito? Con la mezzala, giocando 4-3-3, o che le fa la sovrapposizione il terzino destro non passa. Quindi è dura per Chirico giocare, perché dipende tutto da lui, per quella partita che ho visto. E poi bisogna avere per fare questo sistema di gioco, altrimenti non lo potrai fare. È chiaro, molto chiaro quello che dice Cristian, l'atteggiamento ci sta, anche perché poi, insomma, se poi tu giochi con i due esterni a piede invertito, è ovvio che poi è più facile che loro vadano a concludere piuttosto che a crossare per la punta, no Gianluca? Ovviamente sì, e quindi anche questa è una pecca. Cioè, io credo che, è un mio parere ovviamente, che il Catania stia andando a chiudersi tante porte che gli permetterebbero sicuramente di andare a prendere punti, perché l'ha detto poco fa anche Giovanni, cioè le squadre incontrano il Catania, la leggono facilmente, è una giocata su Chirico, Catania è Chirico dipendente fino a questo momento. Attenzione, questo è chiaro, noi non possiamo sapere, non abbiamo la palla di Cristiano, non abbiamo la palla di vetro per sapere cosa succederà dopo. Li aspettano per poter ripartire, giocano bassi, compatti, è chiaro che là devi trovare soluzioni. È un'altra situazione che abbiamo visto poi anche sia col Crotone che con il Foggia. Io sono del parere che le partite che non puoi vincere non le devi perdere. Sì. Questo è fondamentale, poi le devi vincere, 3 pali, ok, hai perso. La partita col Foggia stesso discorso, ha giocato bene, possesso palla, nemmeno tanto esagerato come dicono in tanti, poi l'hai persa, quindi farebbero bene comunque a stare un po' più più attenti, insomma, ecco, non vorrei sbagliare. Senti, andiamo a vederle qualche clip che tu hai isolato proprio per quanto riguarda la tattica del Catania. Come al solito noi le dividiamo in fase di possesso, fase di non possesso, partiamo dalla fase di possesso con Rocca, che è un giocatore che insomma riesce, Gianluca, ad inserirsi e a creare delle difficoltà e dei grattacapi alle difese avversarie. Sì, è il centrocampista del Catania che riesce ad andare ad attaccare più l'area di rigore dei tre. Questa situazione ce lo dimostra benissimo. Abbiamo un attacco sull'esterno del Catania, palla dentro, una bella palla messa dentro, l'inserimento è giusto, è stato poco fortunato qua il giocatore del Catania, ma ha calciato bene, arrivava in corsa, non era una soluzione coefficiente di difficoltà a mio avviso alto, però l'inserimento c'è come sempre, perché poi comunque è una caratteristica del gioco di Tabiani, l'inserimento della mezzala che attaccano la porta e l'area, e quindi una bella azione del Catania questa. Molto bello e intelligente secondo me anche il cross di Castellini, perché da quella parte magari è più facile buttarla al centro, alzare la palla, invece lui l'ha tirata un pochettino indietro. Giovanni, tu mi insegni da esterno. È stato molto intelligente. Luigi, che ne pensi? Un bellissimo gesto tecnico. Bellissimo gesto tecnico da parte di tutte e due. Non scontato, e si vede che comunque c'è anche
un lavoro dietro, no? Sapeva che avrebbe trovato non so se proprio Rocca, ma comunque un centrocampista pronto a inserirsi in quella posizione. Altra situazione, Gianluca, con il gioco fra la punta e l'esterno, sul rilancio lungo in questo caso. Andiamo a vedere la seconda clip. Sì, una soluzione, questa fatta vedere Catania a Monopoli, dove c'è un attacco diretto. Non è questa, vabbè, la successiva, eccola qua. Eccola qua. Sì, c'è un attacco diretto, in questo caso col portiere del Catania, si abbassa l'attaccante, quindi Di Carmine, e in gergo si spizza la palla per l'esterno che è Chirico. A questo punto assistiamo alla classica giocata di Chirico, rientra dentro e la Chirico calcia sempre. Bisognerebbe di tanto in tanto alzare la testa, perché abbiamo sempre gli inserimenti delle mezze ali, ormai è una costante nel gioco di Tabiani. Lo sapevamo già prima ancora che arrivasse a Catania, che manda le mezze ali dentro, quindi bisogna a volte riuscire ad alzare la testa e dare palla per la corrente. Fasi di non possesso, verticalizziamo anche noi, Giovanni. Lì il difensore del Monopoli. Ok, lasciamo perdere, okay. Non commentiamo. Come dice Gianluca, è importante, le mezzale, un centrocampo a 3, le mezzale devono sempre andare, quelle fanno la differenza, la fanno loro. Fase di non possesso, abbiamo detto, situazione di rimessa laterale, con un po' di passività, possiamo dirla così? Grave perché siamo 5 contro 3, è un gioco fermo e là bisogna stare attenti, accorciare sugli uomini ed essere anche cattivi, già che siamo lontani dalla porta. Questo non succede, il Monopoli entra troppo facilmente in area di rigore da una situazione di svantaggio numerico, una situazione di palla lontana, gioco fermo, quindi c'è veramente tanta colpa sull'attenzione del Catania. E poca pressione. Poca attenzione in questo caso, poca pressione anche nella clip successiva che ci fai vedere. Sì, anche questa situazione, siamo sull'esterno, sembra un'esercitazione proprio da allenamento, un 4 contro 3, però anche qua ci sono degli errori. Allora, intanto quando il giocatore esce a palla scoperta bisogna chiudere quella traiettoria di passaggio per evitare proprio queste incursioni in aria che ti permettono poi di avere il 2 contro 2 in aria ed è pericolosissimo. Quindi bisognava un attimino stringere, e anche là siamo in superiorità numerica, bisognava essere un po' più aggressivi sulla palla, perché poi il principio è sempre quello, la palla va aggredita, sempre, specialmente quando si è in superiorità numerica. E poi ancora, fase non possesso, andiamo ai gol presi dal Foggia, per evidenziare quelle che sono state le mancanze da parte del Catania, no? In queste due occasioni. Beh, nella seconda è evidente, ma anche nella prima. Vediamo la prima intanto, sì, il primo gol. Palla sull'esterno, a mio avviso l'errore parte proprio da lì. 1 contro 1 bisogna uscire forti, non gli puoi permettere una giocata così semplice. Il Catania anche qua è in superiorità numerica, bisognava stringere qualche posizione ed essere un po' più reattivi su questa palla che comunque attraversava in orizzontale l'area di rigore in maniera molto lenta, quindi non era illeggibile, non era chissà quale giocata, e quindi a mio avviso bisognava avere un po' più cattiveria nella prima fase di passaggio ed uscire aggressivi su queste palle. Andiamo invece alla seconda, che è un po' più di facile lettura, no? L'errore c'è stato, è stato abbastanza evidente anche mentre eravamo lì a vedere la partita, ovviamente. Curado, Beters, insomma, vedi tu. E di tu. Sì, no, vabbè, c'è poco da dire, è un errore di comunicazione, probabilmente non si sono parlati, non si sono sentiti, non si sono chiamati per telefono, e in quel caso là il difensore anche Naomi ride dall'altra parte manda palla in tribuna, la prendiamo noi che siamo là in tribuna e la rigiochiamo la rimessa laterale, insomma è un errore. Ecco perché ti dico, poi non devi abbassare la concentrazione, perché quando non puoi vincere le partite non le devi perdere. Ultima clip che facciamo vedere del Catania, parlavamo di inserimenti da parte degli interni del Catania, ma poi bisogna stare attenti quando si inseriscono gli altri, no? Quando si inseriscono gli altri giocatori delle squadre avversarie. Cosa succede in questo caso? Succede che anche là ci troviamo in superiorità numerica, bisogna accorciare dove ho messo la freccia, dopodiché vedi i due giocatori del Catania hanno una corsa diversa e una corsa più lenta rispetto all'inserimento del giocatore del Foggia. In quella zona di campo non te lo puoi permettere perché il giocatore va dentro, se riceve palla va dentro, entra in porta col pallone, quindi non capisco questo tipo di corsa fatta dei due giocatori del Catania, dovrebbero essere sicuramente anche in questa situazione molto più aggressivi, molto più presenti. Un concetto fondamentale: in area si marca. Quindi bisogna essere cattivi e marcare.
Naomi, che non è cattiva, ma che prima rideva infatti anche per la battuta di Gianluca. Andiamo a chiudere questa seconda parte della nostra trasmissione con te. Altri messaggi dei nostri telespettatori. Sì, perché c'è una richiesta per la nostra azienda. Qua chiedono: sarebbe bene invitare Grella ad una trasmissione organizzata ad hoc, quindi non ospiti di preview, proprio vogliono The Grella Show, okay. Perché lui deve rendere conto ai tifosi delle scelte tecniche e della preparazione pre-campionato. Poi ancora, sono tutti giocatori di categoria superiore. Tabiani è un buon allenatore. Con questa squadra e questo allenatore quest'anno ne vedremo delle belle. E poi a proposito di tempistiche, quanto dobbiamo aspettare, scrivono: va bene il tempo, ma quanto ancora dobbiamo aspettare? Vedi. Tipo fino a maggio? Ce lo chiediamo. Poi vabbè, Gianluca sei sprecato, ci sono dichiarazioni d'amore per Gianluca. Perché sprecato? Non ho capito, è a preview e invece è una risorsa per noi. È una risorsa, una grandissima risorsa, tutti come parenti sempre. miei. Tutti, Tutti- no, non è vero, la non è vero. suocera, che è- Apprezzatissimo Gianluca, come sempre, con la pazienza Naomi che sta. Dimmi ancora. Per il mister Marchese un allenatore meraviglioso. Torna a giocare un tuo giocatore, Alessandro, che da una parte ti stima perché è comunque sei il suo allenatore, ti dice torna a giocare, non sarebbe più il tuo allenatore se dovessi Dunque, tornare se a il mister è giocare. meraviglioso, perché ti invita a tornare a giocare? No, Vabbè. penso, non lo so, Alessandro, può essere che il bambino della scuola calcio, non lo so, si chiama Alessandro, sto pensando in mente, la scuola calcio che abbiamo aperto da poco, la MES 12, che siamo tra l'altro ai Campi Verdi. Volevo chiudere con Luigi perché c'è un riferimento a Grella, no? Dice Grella deve venire a rendere conto della situazione, insomma, del perché, la preparazione e tutto il resto. Siamo alla quarta giornata. Ovviamente Grella è sempre stato ospite anche nostro qui a Preview, lo avremo certamente, ma tu da dirigente cosa ne pensi? E poi ti dico, se nella pallavolo siete chiamati a rendere conto così tanto di frequente, forse quest'anno in Superlega ancora di più. Assolutamente, però è giusto dire che il punto di vista di chi ha una responsabilità dirigenziale non può mai essere assimilato a quello del tifoso, perché il tifoso ha la libertà, e deve averla sempre, di poter dire che l'allenatore non va, che i giocatori non vanno, che la società non va, che è tutto un disastro, che tempo ci vuole, però se uno poi ha la responsabilità dirigenziale e se le cose poi sono veramente in questo modo, dovrebbe essere conseguenziale e quindi assumere delle decisioni che magari prese in un momento del campionato piuttosto che in un altro, piuttosto che essere utili per il progetto, rischiano di smontarlo. Quindi chi ha una responsabilità dirigenziale deve ascoltare tutto, deve ascoltare anche le critiche. Questo è giusto, perché la critica a volte serve anche magari a notare delle sfumature, dei particolari a cui non si è fatto caso. Però è anche vero, diciamo, che poi deve mantenere la barra dritta, perché il ruolo di un dirigente è quello di prendere le decisioni, e lo fa ovviamente pensando che le sue decisioni rispondano al bene della squadra, e non può farlo facendosi influenzare troppo dagli umori della piazza. Quanto è stato difficile quest'estate per te? Ma non è stata difficile, sai per quale motivo? Nella creazione Perché di una squadra che parteciperà, io lo voglio ricordare, al campionato italiano più importante, uno dei campionati più importanti del mondo. Il più importante del mondo. Di pallavolo, Lo anzi possiamo il dire, più questo importante del mondo di pallavolo. dire. Ricordiamoci che la Senza nostra, timori di essere la nostra smentiti. nazionale è campione del mondo in carica, Esatto. vice campione d'Europa, e tutti i campioni verranno qui a Catania a giocare. Esatto. Questo lo ricordiamo ancora una volta. Poi ritorno alla domanda. Ma non è stato difficile, perché innanzitutto avevamo la grande motivazione di rappresentare la nostra città e il nostro territorio dopo 26 anni nuovamente in Superlega. Ovviamente è stato fatto tutto molto velocemente, perché il mercato era praticamente chiuso, certo, quando c'è stata chiesta la disponibilità a subentrare alla Tonno Callipo Vibo Valenza in Superlega. Però devo dire che Piero D'Angelo, il nostro direttore sportivo, ha fatto un lavoro straordinario, perché ha messo assieme una squadra che è competitiva per quello che è l'obiettivo stagionale. Quindi io credo che noi, soprattutto in casa, saremo in condizione di fare bene con tutti. Poi fare bene non significa che vinceremo con tutti, perché ci sono 5-6 squadre almeno che oggettivamente sono molto più attrezzate di noi, però questo non vuol dire che la squadra non abbia le potenzialità per comunque fare bene, che significa anche scendere in campo onorando, ecco, tornando al concetto di maglia, onorando la maglia che indossa, e soprattutto una città che oltre che nel calcio ha un'enorme tradizione anche nella pallavolo. Ne parleremo fra pochissimo, ne torneremo a parlare, seguiremo la Saturnia anche qui a Preview, oltre ovviamente che nei nostri telegiornali. Intanto ci fermiamo, io prego Christian Sjaman di restare con noi, perché fra poco, inizio terza parte, parleremo un pochettino dell'Acragas insieme a lui. A fra poco con tutti voi.
Di nuovo in studio, io voglio tornare da Cristian Jama anche per salutarlo, ma prima ti volevo chiedere come sta andando l'Akragas. Insomma, lo sappiamo, abbiamo i risultati che parlano chiaramente con le 3 vittorie di fila che avete fatto dopo la prima sconfitta stagionale, e ci avete un'altra partita importante, no, con il Trapani domenica. Che stagione è questa, Cristian, per l'Akragas? Allora, sicuramente una stagione nuova con un obiettivo bien chiaro che è la permanenza, cercare di far rimanere questa società ancora in Serie D, per poi dopo qualche anno cercare a far salire questa squadra, no? Quindi domenica abbiamo una partita difficile, una partita tosta contro una squadra che sicuramente lotterà per vincere il campionato, e quindi noi andremo a fare il nostro con la testa giusta, con l'approccio giusto e con la cattiveria che queste partite richiede, no? Senti, che giocatore è Giordano Pantano? Perché noi ci teniamo tantissimo a lui, e ti voglio chiedere come l'hai visto in queste prime partite di campionato, perché le prestazioni e i voti che ho visto raccolti da questo giocatore durante le partite, insomma, sono molto alti. Vabbè, Panta è arrivato poco tempo fa, subito si è messo a disposizione, ha fatto quello che sa fare, no? Difendere dalla palla al centrocampista. No, scherzo. Bene, si è trovato subito a posto, si è integrato benissimo nel gruppo, quindi su quello non ci sono problemi. Poi sicuramente può fare ancora meglio, è un po' in ritardo sulla preparazione fisica, ma sicuramente ci darà tanta soddisfazione, no? Cristian, io ti ringrazio, in bocca al lupo per la stagione, insomma, che dire, forza Akragas, e credo che tu possa dirlo anche forza Catania, no? Grazie mille per questo invito, saluto a tutto il tavolo lì allo studio e un saluto grande a tutta la gente di Catania, sempre forza Catania, un abbraccio. Ciao Cristian, grazie a Cristian Jama. Allora, Cristian lo sappiamo cosa fa, Giovanni lo sappiamo pure, ma insomma tu c'hai tanti progetti, no, in questo momento, Giovanni Marchese, vivi e che crescono col tempo, no? Sì, dai, sono attuale allenatore della della Sicilia, dove posso convocare, sempre detto, ragazzi della Serie A alla terza categoria. Ho avuto anche di alcuni giocatori di Serie A, poi purtroppo le società me l'hanno stoppate, però abbiamo fatto una amichevole importante con la Corsica, da Capelli a giocatori importanti di Serie A, perché la Corsica ci tiene, l'abbiamo vinta 2 vittorie su 2 contro Sardegna e Corsica, quindi bene. Ho appena aperto, questo non preclude che io possa allenare, ho il padellino, posso allenare anche in Serie C, lo sappiamo. Io in Serie C potrei fare anche il primo. Non so se le società hanno capito. In Serie D voglio un progetto serio, anche di eccellenza, piuttosto che venga un progetto serio, se non viene niente. Giusto. Ho aperto da poco insieme al mio carissimo amico, nonché collaboratore Angelo Spina, la scuola calcio Messe 12 Campi Verdi, dove ringrazio Sandro Busa che ci ha ospitato. Insomma, da Cicastello, sì. tante cose in cantiere, come sempre, e tante cose che portano la firma di e nel frattempo mi aggiorno e vado a vedere le partite, perché comunque per la nazionale perché questa è la cosa più importante. A proposito di studio, andiamo a studiare com'è sta Casertana, Gianluca. Guardiamo l'ultima partita della Casertana, giocata proprio mercoledì. Lo ricordiamo che la Casertana rispetto al Catania ha giocato mercoledì perché aveva il recupero contro il Monopoli, 1-1, un altro ennesimo pareggio, poi andremo a vedere i risultati della Casertana, ma intanto com'è questa Casertana lo diciamo magari vedendo le immagini della partita. Sì, è una Casertana comunque pericolosa, perché risalta subito agli occhi il fatto che non dà punti di riferimento in fase di possesso, quindi molte volte si schiera col 3-5-2 o ha giocato anche col 4-3-3, ma la caratteristica principale appunto è questa, che il trio davanti non dà punti di riferimento, attaccano l'area avversaria
Non ti preoccupare, la musichina diciamo serve per allietare la serata. Sì, ok, quindi è capitato spesso che lui apre i terzini, in quel caso gioca con gli esterni avanzati più stretti, quindi gli lascia il binario libero in fase di possesso. In fase di non possesso hanno una caratteristica, fanno molta densità in zona palla. Questo cosa vuol dire? Che da associare alla pressione alta che fa la Casertana. Questo vuol dire che è una squadra molto lunga, quindi quando trova gli avversari che escono in palleggio veloce o in attacco diretto, spesso si trovano 2 contro 2 in difesa, quindi diciamo che questa è la caratteristica negativa a mio avviso della Casertana. Sì. Andiamo a vedere un pochettino qualche dato degli avversari del Catania. Il primo sono i risultati, abbiamo detto 4 pareggi. Cangelosi che è l'allenatore insomma della squadra campana, che è un po' Mister X in questa prima parte del campionato, 0-0 con il Benevento, 1-1 con Latina, Potenza e Monopoli, 2 partite in casa, 2 partite in trasferta, per ora giocate dalla Casertana, che lo ricordiamo è stata ripescata nel campionato, è una squadra che insomma è stata costruita in gran velocità e che deve anche tentare di fare il meglio possibile. Avrà la 5ª partita contro il Catania. A proposito di statistiche, Gianluca, torno da te, perché c'è una zona di campo su cui il Catania può magari intervenire meglio. Sono delle statistiche, lo dico alla regia, non queste che abbiamo già visto, ma queste appunto con il campo. Sono i recuperi del possesso della palla per quanto riguarda il Catania e invece la perdita di possesso palla per quanto riguarda la Casertana. C'è una zona cerchiata che Gianluca ci spiega meglio qual è. Sì, non è altro che il lato sinistro del centrocampo della Casertana, è appunto la zona di campo dove la Casertana dall'inizio del campionato ad oggi perde il maggior numero di possessi palla, quindi in sostanza perde palla là. Di contro il Catania, nella situazione contrapposta, è la zona di campo dove il Catania va a recuperare il 17% che vedi in alto dall'altra parte, nella mediana del Catania. Perfetto, quindi questo cosa vuol dire? Che è un dato, loro sicuramente, parlo del Catania, avranno studiato questa statistica, ed è quindi una zona da pressare, da attaccare forte, perché là evidentemente si può creare un mismatch importante, perché questo dato statistico... della mezzala sinistra del Catania, per intenderci. Sì, proprio quella. Questo dato statistico è veramente interessante. Andiamo a conoscere meglio il mister della Casertana, ne abbiamo parlato, Cangelosi. Vediamo anche in questo caso la scheda. Per chi non lo sapesse, è stato per 30 anni spalla di Zeman, il secondo nel Foggia di Zeman, ma anche in tante altre parti dove è andato l'allenatore boemo, gioco offensivo capace di regalare anche spettacolo. Il giocatore più rappresentativo invece della Casertana è una vecchia conoscenza del Catania, vale a dire Alessio Curcio, ex di Prestigio, classe 1990, l'anno scorso è stato grande protagonista con il Catanzaro di una volata da parte del Catanzaro per arrivare alla promozione. Andiamo proprio a sentirlo, Cangelosi, perché ci dà un'idea tattica che poi svilupperemo anche quando andremo a vedere la formazione della Casertana. Sentiamo Cangelosi. Noi stiamo lavorando essenzialmente su quello, sul sistema di gioco che io ho in testa di portare avanti più in là. Abbiamo adottato per ora, per necessità, questa difesa a 5, comunque spero di togliere ben presto, perché adesso, avendo la possibilità di schierare sia Montalto che Carretta, spero di poter stabilmente tenere il campo col 4-3-3. Diciamo che di Zeman ha preso certamente la mimica, insomma, anche il tono di voce un po' dimesso, ma insomma nelle pieghe del discorso di questi 30 secondi si capiva che la Casertana ha giocato con la difesa a 3 o a 5 in larga parte di questo inizio di campionato, e Cangelosi
punterebbe ad arrivare alla difesa a 4, insomma al 4-3-3. Questa sarebbe la sua idea, ma lo vedremo. Prima di andare da Gianluca, volevo che Naomi ci facesse vedere proprio un'immagine, se è possibile trarla proprio dalla pagina Facebook o dal profilo Instagram della Casertana, del gol, del primo gol, anzi dell'unico gol che la Casertana ha segnato contro il Monopoli. Andiamo a vedere, ecco qua. Guardate un po' cosa succede, magari non si può allargare, no, vero? Si può allargare se io, ok, con questa manovra proviamo. Non si può allargare. Benissimo, hai visto, per cui era meglio, te l'avevo detto che era meglio da Facebook. Comunque, poi lo rivedremo meglio nelle immagini che ci fa vedere adesso Gianluca. Ah, questi sistemi che funzionano sempre, funzionano quando non devono funzionare e viceversa. Comunque, in sintesi, la Casertana parte dal portiere e arriva al gol di Curcio. Con Gianluca andiamo a vederlo, questo gol di Curcio, tu non c'hai proprio tutta l'azione, ma la parte che è stata ripresa dalla Serie C. Sì, è proprio questa la cosa che dobbiamo notare. Poco fa parlavamo di punti di riferimento. Loro mettono un attaccante dentro, gli altri due arrivano da dietro, quindi per eludere proprio marcature preventive e sfruttare la corsa giustamente dei difensori verso la loro porta. Quindi palla dentro e poi Curcio è abile a farsi trovare pronto. E questa è un'azione che, l'abbiamo detto prima, è partita proprio dal portiere della Casertana. In 20 secondi è arrivata fino a Curcio e al gol dei rossoblù. Punti di riferimento per quanto riguarda invece ancora la Casertana e un altro gol segnato dalla squadra di Cangelosi. Sì, anche questo è un tema ricorrente. Vedi, il giocatore si fa trovare tra le linee, riesce quindi a smarcarsi e poi palla dentro per Curcio. Insomma, Curcio lo conosciamo, è abile. Se non lo marchi da vicino fa sempre gol. Però la cosa interessante è come riesce, i giocatori del Potenza si fanno attirare dalla palla, quindi vanno sull'esterno, scoprono il giocatore della Casertana abile a smarcarsi e a farsi trovare pronto per ricevere palla. Altra occasione, altro gol, questa volta in ripartenza con il gol ancora a firma di Curcio, mi pare. Sì, anche qua c'è poca presenza sotto linea del Latina, quindi i giocatori arrivano da dietro, non è un caso che li trovi smarcati, è proprio il loro modo di attaccare la porta, e quindi è una situazione che bisogna stare veramente attenti, quindi è molto pericolosa. Allora, torniamo da Naomi, perché prima di riprendere con Gianluca, perché adesso ce l'abbiamo, insomma, sì, in versione un po' più estesa, il video con il gol della Casertana a Monopoli. Ce l'abbiamo. Vai! Eccolo qua, guardate, pallone che parte dal portiere, l'azione che si sviluppa sulla destra e poi ritorna sulla destra e poi c'è il gol di Curcio. Insomma, questa è una lezione tattica importante, no Giovanni? Hanno fatto veramente una grande azione, coraggio di giocarla, la pressione un po' finta, diciamo, del Monopoli. Però devo dire che un po' finta è un modo di dire un po' no, nel senso, diciamo, non con quella pressione, con quella cattiveria, diciamo, passiva, agonistica, no? Però hanno avuto coraggio, hanno fatto una grande azione, corrono come dei cavalli, si buttano, e poi c'è Ale Curcio che è una macchina, è fastidioso, sotto questo punto di vista. Per questa categoria. Torno da Gianluca, andiamo a vedere per quanto riguarda invece la fase di non possesso. Partiamo e torniamo e andiamo magari a dei lati in cui la Casertana ha mostrato qualche difficoltà. Sì, qua in questo caso parliamo della linea della Casertana, vedi, basta un passaggio filtrante per tagliare tre giocatori della Casertana. Ho evidenziato il loro difensore centrale, si fa trovare a piedi paralleli, quindi impossibile che possa intercettare la palla. Il terzino destro o comunque il quarto di destra non stringe, non ha senso la sua posizione perché non ha avversari, quindi deve andare a fare una diagonale di copertura, e quindi sono troppi errori messi assieme ed è giusto che prendi gol quando fai queste cavolate in difesa. Mentre invece
L'altra situazione che hai evidenziato nelle prossime due clip è una squadra che un pochettino si spacca, no? L'hai introdotta tu così anche prima quando ne parlavamo vedendo le immagini della partita con il Monopoli. Si spacca nel senso che vanno in pressione alta, sì, vanno in pressione alta, vedi qua, basta poi una palla semplice messa sulla corsa degli attaccanti. E restano in due lì dietro, quello che dicevi tu prima. È inaccettabile, troppi giocatori vicino alla palla, troppo spazio, anche un po' il discorso che abbiamo fatto per il Catania, quando hai troppa gente vicino alla palla devi andare a pressare, devi riconquistarlo, se no fai fallo e si ricomincia da là, non te lo puoi permettere. Stesso discorso lo vediamo in una ripartenza, con una situazione che un pochettino è simile a quella che ci hai raccontato adesso. Sì, quest'altra azione, vedi, ci sono 8 giocatori della Casertana, praticamente sopra, con il Latina. Sopra, della Casertana, sì, sopra la linea della palla. Basta al giocatore del Latina portare palla avanti per smarcare un compagno sull'out opposto. Anche questa è una situazione inconcepibile. Troppa gente ferma, troppa gente distante, gente che non pressa, quindi là uscire con un palleggio veloce sarebbe facile, lui addirittura porta palla, questo è Di Livio, porta palla, è troppo semplice, sono passivi, non vanno al contrasto, quindi pericolosissima per loro questa fase di non possesso. Chiudiamo con il gol del Monopoli e la posizione errata della difesa. Sì, anche qua c'è un buco difensivo, adesso l'azione è già iniziata, ma il difensore della Casertana, credo sia il braccetto di sinistra, esce un po' a caso, come diceva poco fa Giovanni, una finta pressione, perché non può uscire fuori tempo, non la prenderai mai, anzi crei un buco difensivo dove poi gli avversari ci vanno a nozze. Volevo tornare da Naomi per altri messaggi ai nostri telespettatori e poi andremo invece dal nostro Francesco Triolo per parlare invece del Messina. Abbiamo qualche messaggio per il mister Marchese, scrivono: grande mister Marchese, ho avuto il piacere di lavorarci insieme ad Acireale, in quell'occasione mancava solo il miglior match analyst, cioè Gianluca Russo, che saluto tanto. Alessio: io la vedo come i Tabiani, la squadra non ha giocato male, però serve più incisività là davanti e più grinta. Ancora, sante parole, sono d'accordo con il mister Russo, bisogna attaccare la palla. Questa espressione mi è piaciuta un sacco, ci sono molti commenti che eviterò di leggere per non essere ripetitiva, però l'espressione attaccare la palla ci è piaciuta. Sì. È piaciuta. Ancora scrivono: secondo me, oltre a non verticalizzare, nel secondo tempo cala fisicamente perché i giocatori nuovi non hanno fatto la preparazione. Le squadre comunque si chiudono in difesa, ecco perché è difficile verticalizzare. Sebastiano da Belpasso, forza Catania. Poi c'è questa considerazione, scrivono: rivedete tutti i corner battuti da Chiricò, tutte palombelle in bocca a portieri e difensori avversari. Possibile che nessuno se ne accorga? Ci chiedono. A voi la risposta. Vedremo un po'. Allora, in attesa di capire se è possibile perfezionare il collegamento con Francesco Triolo, allora io farei così, mi fermerei, facciamo una pausa e poi andiamo. Ah no, ce l'abbiamo, mi dicono dalla regia che ce l'abbiamo. Allora, Ciccio Triolo con noi per parlare un po' di questo Messina, con una situazione di classifica particolare. Ciccio, è una partita non certo delle più facili da giocare contro l'Avellino. Ciccio, ciao a te. Niente, problemi per Triolo, allora ci fermiamo, eccoci qua, vediamo un po' se ci riusciamo, perché sennò facciamo così, fermiamoci e poi ritorniamo subito dopo la pubblicità con Francesco Triolo da Messina. A fra poco. Riprendiamo, ultima parte di preview, verticalizziamo velocemente per andare da Ciccio Triolo per parlare del Messina. Ciccio, ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, partita con l'Avellino, il Messina ci arriva come, a parte la sconfitta maturata con la Virtus Francavilla? Ma ci arriva con una grande voglia di centrare la prima vittoria in campionato, perché i complimenti alla fine se li porta via il vento se non arrivano i risultati. Il Messina ha giocato bene in tutte e tre le partite, ha sfiorato il successo in casa con la Turris, quando la Turris arrivava qui da prima della classe e si è fatta rimontare due gol, e quindi è chiaro che c'è grande consapevolezza di una partita difficile, perché contro Avellino sarà una partita molto difficile,
però delle proprie capacità, delle proprie potenzialità, viste anche a Francavilla, nonostante la sconfitta dove la squadra di Modica comunque ha creato tante occasioni da rete poi non finalizzate, e poi è arrivata la sconfitta. È un Avellino che arriva qui gasato, l'avete visto, lo state seguendo, dalla pura pazienza, ha vinto in maniera secca contro il Monopoli, anche hanno se cambiato dopo 2 giornate. Sì, nel primo tempo un po' col Monopoli hanno sofferto, però poi hanno dilagato nella ripresa. È chiaro che sarà una bella partita tra due squadre che comunque giocano a calcio in maniera propositiva. Senti, ce la dai la probabile del Messina per la partita contro l'Avellino, che ricordiamo si gioca domenica? Non è mai facile prendere la formazione 2 giorni prima, però Ciccio Triolo ha queste capacità. Ci basiamo un po' sull'amichevole disputata ieri anche a Santa Lucia del Mela contro l'Igea Virtus. Magari in porta lo diamo quasi per scontato. Gli esterni sono un po' difensivi, sono un po' l'incognita maggiore. Ci mettiamo Lia e Ortisi, che in questo avvio di stagione è stato utilizzato spesso come terzino, poi Manetta e Ferrara. Spacciardi non sta benissimo, quindi è probabile che giochi proprio l'ex del Catania. A centrocampo Scafetta e Frisen hanno fatto molto bene. Buffa dovrebbe essere il play in attesa del rientro di Franco, che deve scontare 4 giornate di squalifica in questo campionato, però per esempio a Catania in Coppa Italia potrà giocare, quindi potrebbe essere una soluzione alternativa in vista della match di Coppa Italia. E poi in attacco hanno fatto molto bene insieme anche a Francavilla a Cavallo, Plesce e Mausso. Questa dovrebbe essere in linea di massima la formazione, anche se c'è tutta la rifinitura di domani. E poi è chiaro che Modica ha il polso molto meglio del mio per capire qual è lo stato di salute di molti giocatori che magari si sono allenati a parte e quindi non hanno disputato la partita di ieri. Hai ricordato, Ciccio, anche tu della partita appunto di Coppa Italia fra Catania e Messina, che si giocherà invece il 4 ottobre, vale a dire mercoledì prossimo. Ciccio, io ti saluto, grazie, ci vediamo proprio... Grazie a voi, saluti a tutti, da Giovanni Marchese a Gigi Pulvirenti e a Gianluca. Ciao, grazie. Grazie Francesco Triola. Andiamo invece a vedere le probabili formazioni di Casertana e Catania, partendo, visto che siamo sulle probabili, partendo dalla Casertana. Abbiamo detto di questo dubbio, no? Del 5-3-2 che poi si può trasformare in 4-3, l'hanno fatto anche a partite in corso, dunque per una volta abbiamo voluto interpretarlo anche noi attraverso la grafica. Questa è una formazione con la Casertana con il 3-5-2, che potrebbe essere quella iniziale, con Tavernelli insieme a Curcio, ma ovviamente ci potrebbe essere anche Montalto là davanti con Curcio. Questa invece è l'interpretazione con il 4-3-3 con Calapai, altra conoscenza del Catania, e poi insomma questo 4-3-3 con Curcio, che nel caso del 4-3 lo vediamo ha un ruolo che magari non è proprio suo, perché lui è più insomma un sottopunta. Questa è la probabile invece del Catania. Ricordiamo che non c'è Livieri, dunque gioca Beters, probabile chance ancora per Castellini, così come per Ladinetti in mediana con Zammarini e Rocca a far da supporto. L'attacco dovrebbe essere quello, diciamo, possiamo dirlo titolare in questo momento, con Di Carmine al centro dell'attacco, Chiricò da una parte e Marsura dall'altra. Questa è la probabile del Catania. Vedremo se ci avremo preso più noi o Triolo, se facciamo 11 su 11 tutti e due. Gli arbitri sono l'arbitro è Crezzini di Siena, l'assistente lo legge Gianluca, Federico Fratello di Latina, e l'altro lo legge Naomi, no vabbè dai, Wojciech, non lo so se si dice proprio così, di Ancona. Questa insomma la situazione per quanto riguarda il Catania. Luigi, io vorrei tornare da te, perché invece vorrei parlare della Saturnia, perché abbiamo detto dell'estate particolare, dell'estate non difficile ma intensa, quello sicuramente. Andiamo a vedere anche delle immagini che parlano di una partita, insomma di un allenamento, diciamo, con Modica, che fra poco si ripeterà domani, no? Sì, sarà alle 18. Domani alle 18. La nota più significativa erano
è rappresentata dalle 500 presenze al Palacatane per la prima uscita stagionale della squadra. Un segnale che comunque l'attenzione, l'interesse del pubblico c'è. Devo dirti che i dati della campagna abbonamenti io vorrei che ci dicono che questo interesse non soltanto a Catania e in provincia di Catania, perché abbonamenti sono stati sottoscritti a Palermo, a Trapani, ad Agrigento, a Caltanissetta, anche in Calabria, quindi io credo che quest'anno al Palacatene sarà una festa di pubblico innanzitutto. Ovviamente la festa deve essere anche sul campo, nel senso che ci confrontiamo con un torneo di livello stratosferico, perché pensate che 10 dei 14 giocatori che erano in campo nella finale degli europei li vedremo a Catania quest'anno, quindi per capire il livello del campionato. Noi siamo una squadra che è attrezzata per raggiungere l'obiettivo, che è quello della salvezza, e per dare, come dire, continuità a un progetto sportivo che quest'anno ha conosciuto un'accelerazione imprevista, perché oggettivamente il giorno in cui noi abbiamo festeggiato la promozione in Serie 2 ci è arrivata la proposta di partecipare alla Superlega, una proposta alla quale non si poteva dire di no, ovviamente, che noi siamo stati in condizione di poter raccogliere perché la società è organizzata per poterlo fare, perché abbiamo avuto un riscontro straordinario non soltanto dal nostro main sponsor, perché Farmitalia ha triplicato in 36 ore l'investimento che aveva messo a budget per la Serie 2, abbiamo avuto una risposta straordinaria da tutto il tessuto imprenditoriale catanese, le più importanti aziende catanesi che operano nel nostro territorio quest'anno sostengono la Saturnia, e io di questo li ringrazio, ovviamente li ringrazio perché hanno dimostrato concretamente di essere accanto a un progetto sportivo che segna il ritorno della nostra città, che è una città che ha una tradizione, in un campionato da cui manca da quasi 3 decadi, quindi questo un po' spiega questo dato degli anni di assenza dal massimo campionato, spiega un po' il senso di quello che ci accingiamo a fare. Senti, esordio in campionato non certo facile, perché c'è Perugia che è una delle squadre più forti probabilmente del campionato, come l'ha dimostrato, e poi c'è l'esordio invece casalingo che è fra un mese esatto, 29 domenica 29 ottobre contro Cisterna di Latina, che è una squadra che milita in Superlega ormai da tanti anni, quindi una società consolidata a questo livello, un'ottima squadra che è partita un po' in ritardo quest'anno per delle vicissitudini societarie, ma grazie anche all'esperienza del direttore sportivo calabrese Candido Grande, che è un grande conoscitore della pallavolo, comunque è riuscito a mettere assieme una rosa di assoluto livello, e sarà una delle squadre insieme a Padova e Taranto probabilmente con le quali noi ci giocheremo la salvezza, però sapendo che possiamo fare bene contro tutte. Poi ci sono ovviamente delle squadre come Perugia, l'abbiamo detto chiaramente, che sono oggettivamente fanno un altro campionato, Trentino, Civitanova, faccio dei nomi, Perugia, sì, esatto. Perugia, per dire Giannelli è il palleggiatore, che è il palleggiatore della nazionale, uno dei posti 4 è Leon, che è per chi non segue la pallavolo o la segue soltanto nei grandi eventi, è il giocatore che in finale l'Europeo ci ha letteralmente abbattuto in polacco, con le anche battute. se non sembra dal Cubano, nome, ma è polacco. Ma tantissimi altri giocatori, c'è Roberto Russo, il centrale palermitano che è titolare della nazionale e con le colonne di Perugia, quindi oggettivamente delle squadre che sono fuori scala, che dentro la Superlega con un campionato di altissimo livello disputano un campionato a parte, però noi possiamo comunque fare bene significa scendere in campo sapendo che comunque la partita finisce quando l'arbitro fischia l'ultima azione, e quindi noi dobbiamo essere bravi in questo, anche perché dobbiamo far nuovamente appassionare il grande pubblico catanese e siciliano ad una squadra siciliana che milita a questo livello, sapendo pure che magari all'inizio il grande pubblico verrà per vedere Civitanova, verrà per vedere Perugia, Trento, ovviamente Modena, Milano, Piacenza, insomma, ma questo ci sta, è anche il bello del nostro sport, che è una festa, no? Dove però si tifa per la squadra di casa, però si riconosce, si appassioneranno ai giocatori sta ai giocatori e allo staff tecnico poi far trasformare questa presenza da appassionati della pallavolo a tifosi della Saturnia. Io sono convinto che questo accadrà, perché già la scorsa stagione
Noi abbiamo fatto comunque numeri importanti, la finale di playoff contro Casarano avevamo 3.500 presenze al Palacatania, abbiamo portato 100 tifosi in trasferta, quindi comunque per la pallavolo non sono numeri scontati. Per il calcio magari sono numeri che fanno anche un po' sorridere, per la pallavolo non sono numeri scontati, ma sono numeri importanti con cui vi accingete proprio a questa stagione eccezionale per la pallavolo catanese, ricordando appunto quella che è la storia della pallavolo catanese, perché lo dicevi tu, Luigi, Catania è sempre stata una culla del volley, e vabbè, lo scudetto, che sicuramente la anche l'idea di recuperare un centro importante per la pallavolo italiana come è stato Catania, esatto, per decenni. Sicuramente è un qualcosa, diciamo, che ha suscitato interesse, c'è molta curiosità attorno alla nostra realtà. Noi siamo molto responsabilizzati a fare bene, perché dobbiamo anche dimostrare a noi come società di essere all'altezza della sfida. Io per primo, ovviamente, che diciamo, ti vedo anche forse meritatamente rivesto la qualifica di presidente, che onestamente nella mia vita non avrei mai pensato un giorno di essere il presidente del ritorno di Catania in Serie A dopo 26 anni, quindi c'è grande entusiasmo, grande gioia, ma anche, soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, ma so di condividere un po' il pensiero di tutta la società, il senso di responsabilità di essere all'altezza, di dover fare bene per dimostrare che a Catania si possono fare le cose bene, con una società organizzata che ha degli obiettivi, che ha anche le risorse economiche per portarli avanti. Non è vero che non si può fare, si può fare anche alle nostre latitudini. E lo farete di sicuro. Allora andiamo a chiudere. Noi parleremo ovviamente della Saturnia, ve l'ho detto, sia durante preview, ma ovviamente anche ai nostri telegiornali, ma dedicheremo uno spazio importante nella nostra trasmissione. Luigi Pulvirenti, vengo dopo da te questa volta per salutarti. Grazie a voi, è sempre un piacere. Della tua partecipazione, grazie a Giovanni Marchese, che è stato preziosissimo, in bocca al lupo per la tua carriera di allenatore. Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti. Grazie Giovanni, un in bocca al lupo anche a Gianluca Russo per la sua carriera in questo momento alla Cireale. Grazie, buonasera a tutti. Ciao Gianluca e ciao al sorriso e alla bellezza di Naomi Moschitta. Ciao Naomi. Ciao Marco, ciao gli amici a casa. Una buona serata anche a voi. Io vi ricordo gli appuntamenti con Telecolor per quanto riguarda lo sport. Ci sarà ovviamente la partita del Catania con diretta stadio domenica, con i collegamenti dallo stadio di Caserta, poi corner lunedì. Noi con preview torniamo venerdì prossimo. Ciao.